Ben ritornati per le recensioni della Old Friuli, ma questa volta cambia nome perché si chiama Il Bel Friuli ormai la serie, sarà sempre, la Old Friuli sarà sempre alla fine come base la Old Friuli, almeno per me sarà ancora la Old Friuli, però si chiamerà Il Bel Friuli, quindi questa nuova barra vecchia barra ritornante, scusate, serie ritorna qui sia sul canale di Paolo che sulla fanpage. E come sempre ci sarò io a recensire questa fantastica serie, questo fantastico canale che sta facendo progressi. E a proposito, complimenti Paolo per i 1500 followers. Qui la foto dice thank you, ma dobbiamo dire noi 1500 spettatori, 1500 followers. Dobbiamo dire noi grazie a te Paolo. Noi dobbiamo dire grazie a Happy Farming Day perché secondo me lui si sta impegnando tantissimo e secondo me per noi che seguiamo questo canale è un obbligo mettere l'iscrizione, ma è anche un obbligo umano. Se non ti piace le serie che fa Paolo, i giochi che fa Paolo, i video che fa Paolo con questo canale, non sei vivo, non ti batte più il cuore, non puoi dire di essere vivo, sei morto, oppure sei non lo so, un vegetale, cioè cazzo, Paolo, 1500 followers, tutti meritati secondo me. E io penso che non c'è eh, nessuno come lui, penso che nessuno più di lui si meritava questo grandissimo risultato. E sono serio, forse se lo merita, anzi se lo merita anche più di me, se lo merita più di tutti. E secondo me meriterebbe anche molto 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 di più per l'impegno che ci sta mettendo dietro e per la determinazione. E per me questa è anche una redenzione, ma non solo per lui ma anche per me. Adesso però passiamo alla recensione. Allora, questa serie si riapre, barra si apre, con una grandissima sorpresa. Perché con una sorpresa? Perché si è saputo che in realtà Paolo non era mai contro Ludmillo. Eh, insomma, Ludmillo non aveva mai voltato le spalle a Paolo, mentre invece era tutta una finzione per prendersi i 5 milioni di euro che alla fine hanno anche fatto schiattare al vecchio apposta per i soldi. È stato forse un atto molto crudele da parte di Paolo, però come dice Paolo nel video, o io o tu. Due sono le cose, penso anche che la cosa che conta di più al mondo è sopravvivere e il resto sono stronzate. Anzi, vi voglio fare vedere una citazione di un videogioco che ho appena detto in questo momento che mi fa venire i brividi, una delle migliori citazioni di sempre. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Io penso che questo sia il motto di questo episodio e il motto anche di questo inizio serie. Poi, passando avanti con la puntata, abbiamo anche visto moltissime sorprese, fra cui anche Leslie Shaw che volta le spalle al Wolfpack, al branco, a Alan, Phil, Stu, Doug. E questa cosa mi ha veramente colpito in modo negativo, veramente io preferivo che anche loro facessero parte di più di questa serie, di questo canale, però non ha importanza, non ha importanza. L'importante è che comunque Ludmillo e Paolo siano più uniti che mai. Ora Ludmillo e ciao, anzi e Leslie, ciao, sono andati. Dove cazzo sono andati? Ecco, giusto a Chernobyl per eliminare le prove di questo colpo che hanno fatto e comunque cioè, anche per non venire anche sgamati, ecco, deve essere una cosa fra loro. E niente, io sono veramente contento di questo inizio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Intanto vi consiglio ovviamente di andarvi a vedere l'episodio perché se non vedete l'episodio siete dei coglioni, nel senso siete delle teste di cazzo, cioè dovete per forza andare a vedere
l'episodio è iscrivervi al canale di Paolo, Happy Farming Day che ce la mette sempre tutta. E niente, ora vado a recuperarmi anche il video di Paolo che ha fatto stamattina, ma che purtroppo mi sono perso. E niente. Comunque, questo è il primo episodio, ora ho molta hype per il secondo, anche perché il Bel Friuli, questa nuova serie, secondo me sarà una bomba, sarà anche meglio delle... anche se è difficile superare le prime stagioni, cioè vabbè la prima e la seconda, ma più che altro la prima stagione dell'Old Friuli è molto difficile essendo che è stata epica, però questo sono certo che ci saranno altre sorpresoni incredibili. E un'altra parte che mi è piaciuta molto di questo episodio è stato intanto che alla fine la storia d'amore fra Sasha Banks, anzi fra Sasha, scusate, e Paolo era tutta una finzione e che Paolo in realtà gli fa schifo. E siccome a me stanno sul cazzo le donne che si chiamano Sasha, sono felicissimo di questo, molto molto felice. Comunque, noi ci vediamo alla prossima. Arrivederci e grazie. Ciao belli, ciao brutti, bye bye.